L'azienda ospedaliera di Padova raggiunge un nuovo record sanitario veneto grazie alla sala ibrida presente solo a Padova per questo tipo di interventi, che nel 2025 saranno più di 1000. Per la prima volta i medici hanno individuato e trattato un nodulo polmonare, in pratica con un'unica seduta operatoria, individuazione, intervento e cura. La paziente, una donna di 75 anni, era entrata al pronto soccorso per un trauma cranico, senza altri sintomi del modulo polmonare. Infatti, la stragrande maggioranza delle persone si accorge per caso, facendo accertamenti per altri problemi. La diagnosi precoce, dunque, fa quasi sempre guarire. La tecnologia si sta evolvendo di giorno in giorno, per cui siamo in un momento di, diciamo così, di esplosione di nuove tecnologie. Sicuramente una di quelle più promettenti è la broncoscopia robotica, che insieme alla sala ibrida ci potrebbe permettere di avere rese diagnostiche ancora più alte. La tecnologia gioca un ruolo decisivo e nell'azienda ospedale di Padova le apparecchiature sono molto avanzate, accompagnate dalla squadra, dal team, ma tutto questo non basta. La multidisciplinarietà si può fare un pochino ovunque, però ci sono dei posti come questo nei quali, come avete visto, insomma, le professionalità sono veramente altissime, dagli anestesisti ai radiologi, chirurghi toracici, naturalmente gli endoscopisti, insomma io un pochino gioco in casa, per cui si tratta della multidisciplinarietà però ad un certo livello, insomma, ecco, secondo me il segreto del successo è quello lì. Dal primo caso, ora le operazioni di questo tipo sono state una ventina, tutte completate con successo per i pazienti. La percentuale di guarigione, infatti, è stata del 100%.